pensa in modo strano, strano. La mia generazione pensa in modo strano, strano. Guardando la mia generazione mi sono accorto che dai 90 in poi qualcosa è andato storto. Fin dal passato non funzionavano le cose, adesso la sigaretta è negli 80 l'overdose. E ogni giorno vedo i miei coetanei chiedere caramelle dei perfetti estranei. La ragazza che gira ubriaca per strada, violentata nella notte in una casa abbandonata. E io non vedo il bisogno di tutte queste macchine. Viviamo nello smog grazie al fumo delle fabbriche, l'aumento della benzina, il prezzo del petrolio e mille altri motivi per svuotare un portafoglio. La mia generazione pensa in modo strano. La mia generazione pensa in modo strano, strano. La mia generazione pensa in modo strano. La mia generazione. La mia generazione. E se in questo istante il cielo si colora, camminerò con te tra le luci dell'aurora. E se in questo istante il cielo si colora, e se in questo istante il cielo si colora. La mia generazione pensa in modo strano. La mia generazione pensa in modo strano, strano. Pensa in modo strano, strano. Pensa in modo strano, strano. La mia generazione pensa in modo strano, strano. Questo è un messaggio per gli ascoltatori. Non voglio fare un confronto di generazioni, ma semplicemente spiegare a questa gente che potevamo vivere in tempi migliori. In Italia una spinta si trasforma in faida, fate scene da Tag Life contro Junior Mafia. La mia città nasconde la sua identità, ma dentro ai tuoi occhi io vedo la verità. Mentalità sotto effetto quasi psicopatica, con le idee seppellite nella scatola canica. Non realizzano nulla di sbagliato perché la coscienza è rinchiusa nella cassa toracica. La mia generazione